un'interessante iniziativa questa che vede il coinvolgimento di tantissime scuole, non solo di Agrigento ma della provincia, un appuntamento cui tu ci lavori particolarmente e ne sei particolarmente appassionato. Sì, è vero, ne sono particolarmente affezionato, questo credo che sia il quarto anno che lo facciamo. Mi fa piacere che c'è sempre questa bella partecipazione da parte delle scuole. Quest'anno se ne è aggiunta una che a dire la verità era da un po' che voleva entrare, che però era dispari la quinta, quindi abbiamo dovuto fare un torneo un po' più lungo per farli entrare, perché sembrava brutto, dopo che ce lo chiedevano continuamente, di non farli entrare, che è il Politi. E quindi speriamo che l'anno prossimo se ne aggiunga un'altra, così facciamo un torneo ancora più interessante e magari più lungo con delle tappe diverse. Cristian, senti, puoi relazionarci un po' sull'andamento di queste gare, di questi 2 giorni, cosa c'è di buono, come sta andando, chi è la migliore? In questo momento la favorita è Leonardo, però ho visto un Majorana che è il detentore del titolo da 2 o 3 stagioni credo, che comunque è una squadra molto agguerrita. Il Politi ha qualche buona individualità, vediamo poi nelle prossime 3 partite chi vince la Fortitudo Cup. Di eventi come questi, all'infuori diciamo del divertimento puro, sano e sportivo, possono avere anche una valenza ai fini della squadra, ai fini diciamo futuri campioni? No, l'iniziativa è fatta solo per portare la pallacanestro nelle scuole, per far sì che ci sia una parte delle scuole, soprattutto gli alunni, che si sentano appartenenti al proprio ateneo, quindi sentono questo senso di appartenenza alla scuola che quando ero giovane io l'ho fatto e mi è piaciuto un sacco. Una particolarità quest'anno, per l'ultima classificata ci sarà il mestolo di legno, che non è che un guanto di sfida per restituirlo l'anno prossimo a chi sarà l'ultima classificata alla Fortitudo Cup. Ogni anno è sempre uno spettacolo vedere tutti questi ragazzi presi a rappresentare la loro scuola e siamo molto contenti e felici di esserci. Come ogni anno è sempre organizzata meglio e quindi è veramente un bello spettacolo riempire il Palamoncada e vederlo pieno così. Che importanza assume anche per il futuro della squadra? Può esserci qualcuno che magari può essere preso o no? Ci sono molti ragazzi che giocano, che fanno parte già del nostro settore giovanile e ci sono anche prospetti di un certo livello, quindi è un mix di cose che fa molto piacere e fa bene a tutto il movimento cestistico agrigentino. È un'attività bella perché c'è la possibilità di un confronto in questo sport, uno sport molto bello, molto competitivo tra le scuole di Agrigento, un punto di ritrovo per tutti i ragazzi. È anche un'occasione per avvalorare questo sport che ad Agrigento non è valutato nel migliore dei modi, perché comunque sappiamo che la Fortitudo Agrigento, nonostante sia in Serie A2, non è molto seguita, ed è un modo anche per condividere il valore di questo meraviglioso sport che ci insegna tutti i giorni. Io sono di Favara, sono di Leonardo pure. Sì, è una grandissima occasione per tutti gli alunni, soprattutto della nostra scuola. Quest'anno cerchiamo di riscattarci e di riuscire a battere il Majorana. Ci stiamo riuscendo, anche se siamo a pari merito col Politi, ma diciamo che per ora siamo primi per differenza punti. Speriamo che tutto vada bene e che vinciamo. Io sono Giuliano Fiannaca, sono appunto l'arbitro di questa competizione, la Fortitudo School Cup. È il secondo anno che mi metto a disposizione della Fortitudo Moncada Agrigento in veste di arbitro, ed è una manifestazione davvero interessante, dove quest'anno addirittura sono state coinvolte più squadre rispetto all'anno scorso, e questo significa che la Fortitudo anche all'interno degli istituti scolastici sta facendo un buon lavoro per inserire giovani nel mondo dello sport, e in questo caso della pallacanestro. Vedo che c'è molto coinvolgimento da parte dei ragazzi, ognuno fa il tifo per il proprio istituto. Spero che il prossimo anno sia ripetuto nuovamente questo trofeo, questi 2 giorni di sport, e che vengano coinvolti ancora altri istituti per far sì che si cresca insieme nello sport.